Amen, Chiesa. Che bello vedere il gruppo di lode tutti sorridenti quando cantano le lodi al Signore, no? E un gruppo completamente nuovo, avete visto, rinnovato, ma non per questo meno allegro, no? Si sentiva proprio la presenza di Dio. Io invito la Chiesa a aprire la Bibbia in Prima Giovanni, al capitolo 2, e noi leggeremo alcuni versetti partendo dal versetto 18. Prima Giovanni, capitolo 2, dal versetto 18. E dice così la parola di Dio. Figliuoli, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi, dunque, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimanete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Il tema della predicazione di stamattina è un tema forte perché è questo: ultimi tempi e falsi dottori della parola. Ultimi tempi e falsi dottori della parola. Giovanni si stava guardando intorno, stava vedendo la situazione della Chiesa del suo tempo, stava osservando le dottrine che venivano predicate, stava vedendo chi erano queste persone che predicavano queste false dottrine. E la cosa che lui ha dichiarato, la prima parola che lui ha detto all'inizio di questo testo biblico è l'ultima ora. Fratelli, è l'ultima ora. Io non so se vi rendete conto di quello che stava dicendo Giovanni al suo tempo, e parliamo di 2000 anni fa. E se questo era vero nella sua generazione, potete immaginare oggi quanto è più vera questa affermazione. Fratelli, il ritorno di Cristo è vicino. Vicinissimo, e il Signore è alle porte. E sapete perché possiamo dire con certezza questa parola, che il Signore è alle porte, che ritornerà per giudicare prima la sua Chiesa e dopo il mondo? Sapete perché? Perché il mondo è globalizzato di false dottrine, è pieno di telepredicatori che stanno predicando cose che non hanno niente a che vedere con la parola di Dio, e predicatori che sono usciti dall'Evangelo, sono usciti dalla Chiesa, sono usciti dalla vera dottrina, dalla sana dottrina, e stanno predicando per le proprie tasche e per la perdizione di anime che ascoltano quello che loro dicono. E questo sarà il tema della meditazione di stamattina. Ultimi tempi e falsi dottori della parola di Dio. Io vorrei che tu chiudessi i tuoi occhi, perché il Signore deve dirci tante cose questa mattina. Amen? Preghiamo che Lui possa parlarci. Signore,
come abbiamo cantato, la tua parola, Signore, ci conduce alla tua presenza. La tua parola è per la nostra anima, ma il nemico sa molto bene come torcere la tua parola, Signore. Lui sa come fare per ingannare e, se necessario, anche ingannare il tuo popolo che è la Chiesa. Signore, io ti chiedo che questa Chiesa sia una Chiesa preparata, Signore, preparata a riconoscere le false dottrine, preparata a riconoscere gli anticristi che sono già nel mondo dal tempo di Giovanni e che oggi più che mai stanno predicando delle false dottrine che portano alla perdizione e portano le chiese a spegnersi. Signore, nel nome di Gesù, rendi questo popolo di Treviso una Chiesa piena di conoscenza, che capisca qual è il denaro falso che il mondo spirituale ci propone. Signore, ti prego, apri i nostri occhi spirituali, che noi siamo pronti, Signore, per combattere, come dice la tua parola, con la spada della parola di Dio nella nostra mano. Ti ringraziamo, Padre, perché so che tu ci darai conoscenza per fare questo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Fratelli, io sono profondamente angosciato per la nostra Chiesa, profondamente angosciato per la sorte dei fratelli evangelici nel mondo. Sono profondamente angosciato per le dottrine che vengono predicate giorno e notte da telepredicatori globali, perché queste dottrine portano lontano il popolo di Dio dalla verità e dalla semplicità del Vangelo. E io quando vedo e leggo la parola di Dio dico: Signore, com'è semplice la tua parola, com'è semplice il messaggio di salvezza, com'è semplice quando il Signore Gesù ci chiede semplicemente di obbedire. E Gesù ha parlato due volte solo, una volta solo, dicendo due caratteristiche del suo temperamento. Dice: imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Una volta solo lui ha parlato del suo carattere. E se noi mettessimo in pratica, fratelli, questa parola, che dovremmo essere mansueti e umili di cuore, tutto il Vangelo sarebbe vissuto in questo testo biblico. Ma noi ci siamo bravi a complicarci le cose. Una volta un filosofo ha detto: noi siamo stati creati in modo semplice, ma ci siamo creati ogni genere di complicazione. Perché noi, fratelli, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. La nostra volontà è come un interruttore che decide di essere o non essere, di fare o non fare, di sentire o di non sentire. Ma noi a volte, e anzi altro che a volte, nel 90% dei casi decidiamo di fare, sentire e pensare a quello che noi vogliamo pensare e sentire. E il Signore ci dice: sii umile e mansueto di cuore. L'Apostolo Giovanni era preoccupato per la sua Chiesa. E quando lui scrive questa lettera alla sua Chiesa, la prima cosa che lui fa è dice: figlioletti, è l'ultima ora, ci siamo, l'anticristo sta per prendere in mano le sorti del mondo, ci sarà un giorno vicino a noi che lui permetterà che il male entri a pieno titolo in tutte le strutture umane della terra, sociali, spirituali, anche nelle chiese entrerà e farà tutto il danno che potrà fare. Perché? Perché il diavolo stesso comanderà questo sistema globale. E la parola di Dio lo dice molto chiaramente in Apocalisse. E lui, guardando questi predicatori itineranti che c'erano intorno a lui, dice: ci siamo. Ma attenti, perché il nemico non arriverà così a faccia aperta, no? Perché la cosa interessante è che il nemico non viene mai, no? E mi fa ridere tutte le volte che io vedo l'immagine del diavolo ripresa, no? Con la coda a punta, il forcone, vestito di rosso, con le corna. Il diavolo non è così, fratelli. Il diavolo è la cosa più affascinante, il diavolo è la cosa più bella che l'essere umano possa immaginare, è più seducente che l'essere umano possa immaginare. Io faccio sempre l'esempio del diavolo che viene lì, sai come fa a farti peccare? Lui sicuramente non verrà lì con una zuppiera di insalata scondita. Lui verrà lì o con un bel ciuraschino o con una bella pizza fumante, perché lui sa che tentare la persona deve mostrarsi con una faccia di quelle che cercherà di farti cadere nella seduzione del peccato.
E quindi Giovanni non sta parlando di persone che sono al di fuori della Chiesa e che predicano dottrine che non hanno niente a che vedere col cristianesimo. Dice che questi anticristi, e lo dice molto chiaramente in questo testo, sono usciti da noi, ma non erano dei nostri, e stanno predicando una dottrina simile alla nostra, molto simile alla nostra, e ci stanno seducendo con delle parole che ci stanno portando lontano dalla semplicità del Vangelo. Allora, vediamo chi sono questi anticristi. Questi anticristi sono delle persone con una forte influenza carismatica, Fratelli, queste persone sono chiamati anticristi. Voi sapete che cosa vuol dire la parola Cristo? La parola Cristo vuol dire unto, vuol dire con autorità, e 3 persone erano unte nella cultura ebraica: i re, i sacerdoti e i profeti. E allora vi dico una cosa, fratelli, queste persone avranno una unzione spirituale, un'autorità spirituale, faranno i pontefici tra il nemico e le anime delle persone che sono sedotte dall'anticristo, e che avranno una influenza e faranno segni bugiardi e prodigi, in modo, se Gesù l'ha detto una volta in Matteo capitolo 24, se possibile da sedurre anche gli eletti. State capendo quello che vi dico? Credenti con la parola di Dio in mano, sedotti dalle dottrine di questi demoni che predicano una falsa dottrina. C'è una moda che sta prendendo piede nelle chiese evangeliche, e adesso un pochino più avanti noi vedremo punto per punto quali sono queste dottrine che questi demoni umani predicano nelle chiese. Uno di questi è quello che si chiama il neocarismaticismo. Sai cos'è il neocarismaticismo? Voglio il miracolo a tutti i costi. Voglio il miracolo a tutti i costi. C'è una cosa che ti voglio dire, tu che sei qua, che stai ascoltando la parola di Dio. Se tu vuoi il tuo miracolo, può darsi che quel miracolo ti allontani da Dio. E sai che c'è una base biblica per dire questo. Ti ricordi quando Gesù stava andando incontro ai 10 lebbrosi? Ti ricordi questo testo biblico? Sì? Tutti si ricordano. Gesù va incontro a questi 10 lebbrosi, guarda questi 10 lebbrosi, li prova misericordia per questi 10 lebbrosi, perché la lebbra, fratelli, ai tempi di Gesù era una malattia terrificante. Le persone si consumavano, la carne si mangiava, e queste persone vivevano ai margini della società, nelle grotte, nel deserto, ed erano reiete dalla società. Questi 10 vanno incontro a Gesù, cominciano a gridare a Gesù, cominciano a invocare il nome di Gesù e dire: Signore, guariscici perché siamo lebbrosi, abbiamo bisogno di essere delle persone normali. E quante persone nella Chiesa stanno gridando per un miracolo, e il Signore continua a dire nella sua parola: se io faccio questo miracolo con te, a meno che non sia per la mia gloria, io non posso farlo, perché altrimenti tu ti allontani. Fratelli, il Signore ha guarito quei 10 lebbrosi, e sapete quante persone sono tornate per glorificare Dio? Una. Ma noi guardiamo queste trasmissioni su internet, facciamo il tifo per questi predicatori che prendono la giacca, muovono la giacca, le persone cadono per terra, i miracoli, wow, i miracoli avvengono, che unzione che ha questo uomo! Un demone, fratelli, un demone, un anticristo, predicando una cosa che assomiglia alla parola di Dio, ma che non è la parola di Dio. Fratello, tu che sei qua, a meno che non sia per la gloria di Dio, non cercare miracoli. Non cercare miracoli. Chiedi: Signore, se questo è per la tua gloria, io voglio che tu lo faccia, ma se non è per la tua gloria, io non lo voglio. Stai capendo quello che ti dico? Ma noi vogliamo il miracolo. Signore, io voglio il pane, è perché io sto soffrendo e ho bisogno di questo. E l'Apostolo Paolo va davanti al Signore e gli dice: Signore, guariscimi da questa malattia. E il Signore gli dice: Paolo, me l'hai chiesto 3 volte, ma io non posso farlo, perché se io ti guarisco tu diventi gonfio,
diventi orgoglioso e io ho bisogno che tu predichi la mia parola, io ti voglio umile, mansueto. E sai l'Apostolo Paolo cosa fa con la sua maturità? Gli dice, ok, Signore mi hai risposto di no, sai io cosa farò? Gloria a te, perché quando sono debole, allora sono forte. Non cercare un miracolo, a meno che non sia per la gloria di Dio. Cerca la mansuetudine e l'amore del Signore. Guarda cosa dice la parola di Dio in 2 Timoteo, ve lo leggo io. Ti scongiuro, questo è l'Apostolo Paolo che parla con Timoteo, un pastore che predicava nella chiesa di Efeso. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare vivi e morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, riprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. E guarda qua cosa dice. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Non sopporteranno più la sana dottrina. Ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Allora, sai una cosa che io ho imparato da questa predicazione, da questo testo biblico? Satana mette sul mercato quello che il popolo di Dio richiede. Te lo dico ancora. Satana mette sul mercato quello che il popolo di Dio richiede. Signore, voglio il mio miracolo, allora io ti mando il predicatore giusto per te, che condannerà la tua anima all'eternità a bruciare nell'inferno. È perché bisogna parlare d'inferno ogni tanto, fratelli. Credenti che non sono più capaci di prendere in mano la parola di Dio e di dire quello che sta predicando quell'uomo lì è una cosa che ha a che fare con la sana dottrina. Fratelli, stamattina sono molto arrabbiato col diavolo e vorrei che lo foste anche voi. Io non sono disposto a delegare la mia spiritualità a un telepredicatore. Io non sono più disposto a che la mia Chiesa manchi di conoscenza. Io sono qua per insegnarvi la parola di Dio, questo è il compito che Dio mi ha dato. Ogni 15 giorni, partendo dal 29, fratelli, ci sono gli studi di teologia. Per favore, partecipate, per non farvi ingannare dai telepredicatori. Per favore. Sono a vostra disposizione per insegnarvi la sana parola di Dio. E io fino a prova contraria, a meno che Dio non mi tolga il respiro, fino a che io sarò da questo pulpito insieme al pastore Caio, e sono sicuro di parlare anche a nome suo, la parola di Dio sana sarà predicata e nessuna falsa dottrina qua entrerà. Amen, Chiesa? Non avete mai visto il pastore Sandro così, no? È la prima volta. Questi falsi cristi avranno una vita che non corrisponderà per nulla al modello evangelico. Questa dichiarazione sconvolgente: sono usciti di mezzo a noi, ossia questi predicatori al tempo di Giovanni si dichiaravano cristiani che avevano partecipato all'illuminazione della dottrina, alla comunione della Chiesa e alle potenze del mondo futuro, ma erano usciti. C'era una cosa che il Signore usava, un metodo di trasmettere il suo amore al suo popolo nel Vecchio Testamento. Erano 4 cose, no? Prima di tutto la prosperità, perché Dio parlava a persone che erano uscite dall'Egitto, povere, non avevano praticamente niente, quindi come Dio poteva mostrare il suo amore al popolo? Attraverso la prosperità. Poi parlava attraverso la posterità, cioè mi sta sfuggendo la parola. La sterilità era una maledizione di Dio, quindi Dio, per dare seguito al suo popolo, lui parlava attraverso che cosa? Una posterità. Chi aveva figli era benedetto da Dio. E poi i segni, no? Perché i segni miracolosi
E infine la salute del corpo. La malattia era considerata una maledizione da parte di Dio. Okay? Ma questa era una cosa attraverso cui Dio parlava al suo popolo nel Vecchio Testamento. E poi arriva quel ragazzo di nome Gesù, ti ricordi, no, di lui? Che cambia tutte le carte in tavola. Cambia tutto. I suoi discepoli si avvicinano a lui e cominciano a dire: Maestro, ma quello lì è ammalato per causa sua, per causa dei suoi genitori? Non fa nessuno dei due, perché quello lì è per la gloria di Dio. E poi non parla più attraverso la prosperità, anzi, tutto diverso. Dice: non seguirmi perché io non ho neanche il capo dove mettere, dove appoggiarmi, non so dove dormirò stanotte, non so se mangerò domani, non so quale tempesta si scatenerà intorno a me, perciò io non ho una vita stabile dal punto di vista economico, sociale, non ce l'ho. Quindi se vuoi seguirmi è questo, quindi ti consiglio di non seguirmi. Gesù parlando con i suoi discepoli. Ok? Quindi Gesù cambia totalmente le carte in tavola. E quindi un uomo povero, perché Gesù non era ricco, che considerava le persone in modo completamente diverso e ha cominciato a parlare in modo completamente diverso al suo popolo, e quindi cambia le carte in tavola, cambia il modello, cambia il modello di chi deve essere il credente, come Dio ama il credente, come Dio ama i suoi figli. E io mi stupisco, fratelli, che noi ancora guardiamo le trasmissioni di queste persone che girano con i jet personali, che hanno reti televisive con il marchio registrato. Io vado fuori di testa, fratelli, dico: ma com'è possibile che il popolo di Dio, Paolo Apostolo è andato in prigione, Pietro è stato messo a testa in giù e crocifisso a testa in giù, il Signore Gesù è stato crocifisso, ogni uomo che ha seguito Gesù ha sofferto come un cane, e noi guardiamo queste persone in giacca e cravatta che hanno migliaia e migliaia di seguaci e hanno un sacco di soldi, conti bancari. Io non voglio dire nomi, ma è qua che sta uscendo. Sono profondamente arrabbiato, fratelli, perché queste persone hanno case costruite all'interno con l'oro. Costruiscono il nuovo Tempio di Salomone, con le colonne fatte in marmo bianco, fatte arrivare da Israele. E tu per entrare in quel Tempio paghi il biglietto. E io dico, gente, ma come predica bene quell'uomo lì. Gente, scusate, io soffro per portarvi una predica decente. In preghiera, studio la parola di Dio, cerco di praticarla, e voglio farti una parentesi: siate coi vostri pastori, perché i vostri pastori predicano la parola di Dio. Smettetela di fare un click con scritto "mi piace", che bella predica. A queste persone che guadagnano 1 centesimo ogni mi piace che voi mettete. Milioni e milioni di mi piace. Gente, stiamo arrivando all'assurdità evangelica. Queste persone non corrispondono al modello che noi abbiamo nel Nuovo Testamento. Non corrispondono. Provate a inserirle lì e vedere se corrispondono con la vita di Cristo. Non sapeva dove dormire il Signore. Ma questi invece hanno il cuscino con il raso d'oro, jet personale, partono, oggi sono in Israele, domani sono in Islanda, predicando la parola di Dio. Che Vangelo è, gente? Ma sai su cosa loro fanno leva? Sulla mia e sulla tua mancanza di conoscenza biblica. Loro torcono la parola di Dio, ne fanno quello che vogliono e stanno preparando la Chiesa ad accogliere l'Anticristo. Io mi sconvolgo, gente. Sai perché? Perché la Chiesa evangelica, la Chiesa riformata, i nostri padri che hanno dato la vita per riportare la parola di Dio al popolo di Dio, Martin Lutero in primo luogo, che ha rischiato di morire perché lui ha preso la parola di Dio che era in latino
e fino al suo tempo le messe erano fatte in latino e quando i fedeli andavano in chiesa sentivano tutto in latino e dicevano deve essere stato bravo il predicatore perché non ho capito niente. E lui ha detto: questo non è possibile, Signore, perché tu hai parlato alla gente. E quando noi torciamo la parola di Dio e permettiamo a questa gente di entrare nelle nostre teste, noi stiamo facendo il gioco del diavolo e il diavolo sta preparando la Chiesa evangelica ad accogliere l'anticristo. Guarda che te lo dico un'altra volta, il diavolo sta preparando la Chiesa evangelica a accogliere l'anticristo. Sai chi è la più liberale oggi di tutte le denominazioni cristiane? La Chiesa? Dillo tu. La Chiesa evangelica. I primi in Italia a dire che le coppie omosessuali devono essere accettate come tali, a braccia aperte, benedette, facciamo i matrimoni, ok, però te lo fai tu il matrimonio, io no. Addirittura non le chiamano più omosessuali, omoaffettivi. Interessante questa cosa, è stato spostato il confine del peccato, no? Ma non sono omosessuali, sono omoaffettivi. Ah, allora cambia tutto. È la stessa cosa, no? Ma quello lì è cieco, no, è non vedente. Cambia niente, ma è quello. Sai perché? Perché il mondo stanno crollando le barriere commerciali, ormai l'Unione Europea, ormai l'ONU ha detto che i governi sono cosa passata, ok? Non servono più i governi, serve un governo mondiale. Servono un gruppo di persone che devono governare questo caos perché noi facciamo troppa confusione con la democrazia e quindi c'è bisogno di un totalitarismo, poche persone ben precise, ok? Scelte da chi, questo si sa, ok? Che governeranno tutta l'umanità. Non andiamo d'accordo tra marito e moglie, ma loro vogliono governare l'umanità, ok? Che bugia. La torre di Babele che torna ancora oggi, ok? La torre di Babele che torna. Questo spirito di Babele si sta impossessando delle chiese evangeliche. Sì, siamo tutte denominazioni cristiane, accettiamo tutti. Sapete cosa ho sentito nell'ultima assemblea di pastori che ho partecipato? Che le chiese evangeliche stanno diventando islamofobi. Ciò vuol dire che noi non possiamo disprezzare i nostri fratelli islamici, gente abominio. Abominio. E da dove parte questa chiesa liberale, da dove parte questa chiesa ecumenica? Dagli evangelici. Non mi venga nessuno a dire qua, guardatemi bene negli occhi, dobbiamo avere comunione con i nostri fratelli cattolici. Per favore, ok? Io piuttosto lapidatemi, ok? Perché i nostri fratelli cattolici non sono fratelli. Loro hanno la tradizione, sono persone da evangelizzare, sono persone da salvare, ok? Non so se sono troppo duro stamattina, ma sento che il Signore mi sta dando. Ma è così. E sempre parte da chi? Dagli evangelici. I primi. C'è una cosa che i cattolici fanno di buono. Loro hanno preso delle posizioni nette. Omosessualità no. Aborto no. Gli evangelici, l'aborto sai, però in certi casi gli omosessuali, ma gli omosessuali sono omoaffettivi e quindi... E chi sempre? Gli evangelici. Seduzione dell'anticristo all'interno delle nostre chiese. Poi tu arrivi qua alla domenica, no? Non sto parlando solo qua della nostra chiesa. Tu senti che il clima spirituale è un pochino, dici, cosa c'è stamattina che non funziona? Vuoi che te lo dica? Spirito dell'anticristo che sta cominciando a lavorare con le nostre teste e che non è più disposto a prendere in mano questo, fare uno sforzo di capire cosa Dio pensa. Perché tutte le volte che tu apri questo libro benedetto, che è anche sporco di sangue, perché le persone hanno dato sangue perché arrivasse fino a noi, sai cosa c'è scritto qua? Sono i pensieri di Dio.
Tu vuoi conoscere Dio? Qua. Pastori, io sto aspettando una rivelazione dello Spirito Santo per sapere se io devo andare con un'altra donna perché mia moglie ormai è... Dico, no, aspetta, non ho capito bene. Ma sai, ma lo Spirito Santo è l'essere più libero di questo universo? Sì, ok. C'è una corrente, ascoltami, c'è una corrente evangelica che si chiama, evangelica, non sto scherzando, si chiama determinismo. Sai cosa fa questa corrente? È nata negli Stati Uniti negli anni 70-80. Nel 74 è nata una scuola di insegnamento da cui sono nati diversi telepredicatori, teleguaritori. Adesso questo nome lo dico, Benny Hinn. Non ne potevo più, lo dico. Benny Hinn è nato in questa scuola che dice, in inglese, no, questa frase interessante, dice "What I confess, I possess". Vuol dire, quello che io confesso, io ho, io posseggo. Ok? Io ho provato, gente, a confessare che ho 30 anni di meno. Ma con una fede, ho detto, Signore, ho 30 anni di meno, da domani mattina mi sveglio, sono un ragazzino. Ma non c'è stato modo. Lo sapevo che lo dicevi. What I confess, I possess. Quello che io confesso nel mondo spirituale, io ho, io possiedo. Il problema, fratelli, è che noi abbiamo, ascoltami bene, quello che Dio ci ha promesso, non quello che io voglio. Stai capendo? 10.000 promesse nella parola di Dio per te e per me, e noi andiamo a cercare quello che non ci spetta. Sai a volte cosa penso? Che siamo dei bambini che hanno bisogno dei no di Dio. Hanno bisogno dei no di Dio. No, figlio, questo ti farà crescere. No. Tu hai mai detto no ai tuoi figli, sì? Gli ha fatto bene? E dopo? Ok, papà. Dai, Franca. C'è un'altra corrente che si sta riscoprendo, stiamo facendo un elenco di correnti evangeliche, no? Che si chiama ipercalvinismo. Questa mi fa impazzire. Sai perché? Perché gli ipercalvinisti negli ultimi 30 anni hanno fatto dei danni alle chiese terribili. Stanno dicendo, attraverso una dottrina antica come la Chiesa, che ci sono persone predestinate ad andare all'inferno e altre persone predestinate ad andare in paradiso, e dicono noi siamo i migliori, quelli là sono dei vasi da... E non c'è niente da fare, tu puoi fare quello che vuoi, ma se sei destinato ad andare all'inferno, tu vai all'inferno. E se io sono destinato ad andare in paradiso, io posso fare quello che voglio nella mia vita. Tanto andrò in paradiso perché Dio mi ha prescelto. Quando queste dottrine entrano nella Chiesa, e conosco tante chiese, fratelli, parlo con conoscenza di causa, tante chiese che hanno accolto questa dottrina e queste chiese sono morte. E sai perché? Che senso ha evangelizzare? Tanto prima o poi arrivano. Che senso ha pregare? Tanto prima o poi arrivano. Battezzano i bambini, perché tanto loro sono figli di credenti, perciò saranno credenti anche loro. E io dico, gente, ma l'Evangelo dove è andato a finire? Dove? E sai perché sta succedendo questo? Perché le persone stanno delegando la loro spiritualità in mano di un telepredicatore. Ancora una volta. Io quando scendo giù nel mio ufficio, una delle cose che io vedo, mi siedo davanti alla mia libreria, no? E vedo davanti, questo mi piace, no? 20 Bibbie, no? Una in norvegese, una in inglese, una in portoghese, una in spagnolo, una in italiano, una versione antica, una versione nuova, una a caratteri grandi, una a caratteri piccoli. E dico, che bello, Signore, faccio la collezione di Bibbie. E ogni tanto però mi viene in mente, Signore, ma queste Bibbie hanno un po' di polvere sopra, né? E sai che la Bibbia è il libro più impolverato delle nostre case.
Mi ricordo la scenetta di un mago comico ai miei tempi, da quando ero ragazzino. Questo libro non lo apro da 4 giorni, poi ci soffia su, c'era un dito di polvere, forse un pochino di più. Fratelli, la parola di Dio è a tua disposizione ogni giorno perché tu possa conoscere i pensieri di Dio per la tua vita. C'è un'altra corrente di cui ti voglio parlare, che si chiama teismo aperto. Stai attento a quello che ti dico, questo è un famosissimo predicatore sudamericano, che so per certo, guardatemi negli occhi, che molti in questa chiesa ascoltano, ma non dirò chi è. Sì. E che ha un sacco di seguaci. Tutti cominciano a guardarsi intorno, non è colpa mia. Allora, questo predicatore che predica il teismo aperto dice che la salvezza è estesa a tutti gli esseri umani e anche un giorno Satana si ridimerà e andrà in paradiso. Evangelico! Ho già visto qualcuno che dice, sì, io conosco, ok. Evangelico, gente. Perché Dio è buono, perché Dio abbraccia tutti, perché Dio è misericordioso e quindi Satana anche lui avrà modo di redimersi. Io dico, questo predicatore sta cominciando a sentire il calore delle fiamme dell'inferno sotto i suoi piedi e ha un pochino di paura, sta scappando. Gente, io ho sentito, ascoltatemi bene, una assemblea di pastori, no? Quasi tutti i pastori d'Italia, un centinaio circa. Non vi dico di che denominazione, stamattina dico tante robe, anche poche. Questa persona si è alzata a un certo punto, dopo che si parlava del fatto che bisogna che evangelizziamo perché le persone non vogliamo che vadano all'inferno, si alza in mezzo all'assemblea, ma come? Ma nel 2016 ancora parliamo di inferno? Ho detto, Signore, dove sono arrivato? Un mio amico pastore, che era arrivato da 4 giorni dal Brasile, ha cominciato a stringermi il braccio dicendo, dove siamo? Gente, state capendo perché le chiese, tu entri dentro nelle chiese e a volte dici, ma il clima spirituale non è più quello di prima. Non sto sentendo che il Signore agisce nello stesso modo. Sai cosa fa il Signore? Agisce nella misura e nella forma in cui tu apri la tua mente ai suoi pensieri. Quando tu apri la tua mente e il tuo cuore ai suoi pensieri, Dio è libero di agire e di fare ancora oggi miracoli. Perché il nostro Dio non è cambiato. Il nostro Dio è lo stesso, ma noi dobbiamo dargli libertà di agire. E se noi ci sovrapponiamo ai suoi pensieri, piano piano Dio comincia ad agire con libertà, con potenza, con grazia e fare quei miracoli che forse noi stiamo attendendo da tanto tempo. Qual è la soluzione a tutto questo? Io voglio leggerti 3 versetti che l'Apostolo Giovanni ha scritto in questo testo. Cosa dobbiamo fare noi oggi, Chiesa di Treviso? L'Apostolo usa 3 volte la parola unzione, nel versetto 20 e nel versetto 27, e dice così: quanto a voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. Versetto 27, ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ancora, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Sai cosa io leggo da questi testi biblici? Voi siete sufficienti e voi avete l'unzione per capire cosa Dio dice, non avete bisogno di nessun altro, perché il sacerdozio che noi abbiamo è universale, esteso a tutti.
Non pensare mai che il pastore Sandro abbia la verità in tasca, perché ce l'hai anche tu in tasca. E è questa. Io non faccio da mediatore tra te e Dio. L'unica cosa che io posso fare è aiutarti a rapportarti bene con Dio, perché io non sono in mezzo tra Dio e te. Io ti posso soltanto aiutare a rapportarti bene con Dio. Chi ti rapporterà bene con Dio sarà la sua parola, perché la sua parola è l'unico mediatore tra noi e il Signore. Non facciamoci ingannare, fratelli. Non facciamoci ingannare. Voglio leggerti questo testo per chiudere il mio messaggio. Dice così: la Chiesa degli ultimi tempi è stata molto criticata dal Signore. Nella settima lettera alle chiese dell'Apocalisse, Gesù parla così alla Chiesa fredda, alla Chiesa ecumenica, alla Chiesa liberale, dicendo: io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Fossi tu pur freddo o fervente. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Misericordia. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Gesù dice: tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco, nudo. Perciò io ti consiglio, guarda il consiglio del Signore, di comprare da me dell'oro purificato col fuoco, ossia fede, per arricchirti, e delle vesti bianche, purezza, santità, per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Questi sono i consigli del Signore: fede, santità e visione spirituale. Io vi voglio chiedere una cosa, fratelli, con tutto il mio cuore. Io so che dopo questa predica che al diavolo non è piaciuta, di sicuro qualcosa il diavolo cercherà di fare nella mia vita e nella vita della mia famiglia. Tu sai di questo, no? Ora ti chiedo di darmi una parola di incoraggiamento come pastore, come tuo pastore. Manda un messaggio al pastore Caio, perché è un altro uomo di Dio che sta cercando con tutte le sue forze di fare il meglio per predicarti la sana dottrina. Per favore, fai questo. Pastore, sono con te. Tu puoi fare questo. Ok? Facciamo un patto di collaborazione. E fratelli, la Chiesa non è il pastore Sandro, non è il pastore Caio, la Chiesa sei tu. E quando il clima spirituale sarà disteso, quando la libertà di predicare la parola di Dio sarà grande qua dentro, è perché tu hai fatto un passo, perché tu hai messo una goccia in un oceano. Signore, ma è una goccia? Sì, ma io ce l'ho messa, ma tu ce l'hai messa. E con una goccia dopo l'altra noi questo oceano lo riempiamo. La Chiesa ha bisogno di vedere il mondo spirituale per quello che è. La Chiesa ha bisogno di sana dottrina. Non date credito a questi telepredicatori di menzogne. Per favore, ve lo chiedo nel nome del Signore. Possiamo pregare insieme? Sì. Sì. Ma ci si arriva piano piano, non è dall'oggi al domani. Ok? Preghiamo. Signore Dio nostro, in questo momento io ti ringrazio, Signore, non soltanto per essermi sfogato, perché non è sfogarsi, ma è una rabbia santa per le menzogne con cui la tua parola viene usata, torta, cambiata, per riempire le tasche e per riempire l'inferno di qualcuno, Signore, di anime che potrebbero arrivare alla salvezza.
Io ti chiedo che oggi, Signore, la nostra Chiesa possa fare un patto con te, Signore. Tutte le volte che noi avremo a che fare con nuove rivelazioni, con l'unzione di qualche uomo di Dio, tra virgolette, con dei miracoli promessi, che noi potremo verificare attraverso la tua parola se è vero, Signore. Questo è il filo sotto cui deve passare ogni nostra decisione, ogni nostro passo. Signore, rendi la tua Chiesa santa e sana nella dottrina. Grazie, Padre, perché la consapevolezza di quello che abbiamo attraverso quello che tu ci hai detto è grande. E noi possiamo, Signore, creare questa Chiesa come una Chiesa veramente in comunione con te. Senza comunione la nostra Chiesa non va da nessuna parte. Grazie Gesù per averci parlato questa mattina. Io ti lodo e ti benedico per l'attenzione e sicuramente, Signore, anche la volontà di fare bene per te da parte di tutti i miei fratelli. Ti ringrazio per questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dio vi benedica.